Parliamo ora di un grande scienziato, dimenticato o volutamente cancellato dalla storia, una figura sconosciuta al grande pubblico. Ancora oggi ci sono persone che arrivano a definirlo come l'uomo che inventò il XX secolo. Il suo nome è Nikola Tesla. Conosciamolo meglio. Ci troviamo in un luogo speciale, la centrale termoelettrica Montemartini di Roma. Oggi è diventata un museo, ma agli inizi del Novecento era un centro d'eccellenza per la produzione di energia elettrica. E proprio di energia parleremo da questo luogo, però questa volta legata alla storia di un personaggio molto particolare. È uno degli scienziati più enigmatici dello scorso secolo, fisico, filosofo, inventore. C'è chi lo paragona addirittura a Leonardo da Vinci, c'è chi dice che lui avrebbe potuto cambiare il destino dell'intera umanità. Molti lo hanno dimenticato, ma per fortuna non tutti. Si chiama Nikola Tesla, il genio che ha inventato il XX secolo. La tumultuosa parabola di Nikola Tesla può essere analizzata da molti punti di vista. Ma il modo migliore, forse, è partire dalla fine. Tutti gli strabilianti risultati scientifici da lui conseguiti sembrano infatti essersi stranamente persi nella confusione della sua morte. Il 5 gennaio del 1943 Nikola Tesla telefona al Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ed offre il progetto completo di una delle sue ultime invenzioni. Il colonnello Erskine promette di richiamarlo, ma non lo farà mai. 3 giorni dopo, l'8 gennaio 1943, Tesla viene invece trovato morto in una camera dell'hotel New York. In quello stesso momento, tutto il suo lavoro viene dichiarato top secret dall'FBI, dalla Marina Militare americana e dal vicepresidente americano Henry Wallace. Cosa aveva scoperto di così importante Nikola Tesla? Perché il suo lavoro doveva rimanere segreto? La sua morte ha a che fare con le sue invenzioni? Proviamo a fare luce sul mondo oscuro di una delle più brillanti menti del Novecento. Tesla viene definito da sempre come un grande pioniere, un grande anticipatore rispetto al tempo in cui viveva, o addirittura un uomo che non apparteneva a nessun tempo. Ma è stato anche definito come Tesla, creatore di sogni, o come Tesla, il genio che ha illuminato il mondo. Ma c'è anche chi è convinto che Tesla è semplicemente l'uomo che ha inventato il XX secolo. A Nikola Tesla sono attribuite almeno 700 invenzioni, tra cui l'energia elettrica a corrente alternata, quella che usiamo tutt'oggi, la diffusione radio, l'uso medico della risonanza magnetica, la prima stazione di energia idroelettrica, la scienza della sismologia, l'auto elettrica senza generatore di corrente e tanto altro ancora. Ancora oggi, nel XXI secolo, Nikola Tesla sorprende per le sue grandi scoperte su qualcosa di avveniristico per il suo tempo: le trasmissioni senza fili. Era solo il 1898 quando lasciò tutti i presenti sbalorditi durante una dimostrazione al Madison Square Garden a New York del suo piccolo sottomarino telecomandato. Ma nonostante le numerose e strabilianti scoperte scientifiche, il nome di Tesla spesso è più facile trovarlo all'interno di romanzi di fantascienza piuttosto che in trattati accademici. Come mai? E soprattutto perché alcuni suoi colleghi hanno addirittura pensato che queste conoscenze arriverebbero da contatti con altre dimensioni. Durante uno dei tanti esperimenti nel suo laboratorio di Colorado Springs, Nikola Tesla dichiarò di aver ricevuto dallo spazio un segnale che si ripeteva di continuo. Ho ricevuto segnali che ho interpretato come 1, 2, 3, 4. Credo che gli extraterrestri usino i numeri perché i numeri sono universali. Ovviamente all'epoca non fu preso sul serio.
ma aveva intuito qualcosa che solo molti anni dopo sarebbe stato scoperto ufficialmente: le onde radio provenienti dallo spazio profondo. Ma chi era veramente Nikola Tesla? È arrivato il momento di fare un salto indietro nel tempo e di arrivare fino in Croazia. Nikola Tesla nasce fra il 9 e il 10 luglio del 1856 a Smiljan, vicino Gospić, nell'attuale Croazia. All'esterno della piccola casa di campagna infuria un violento temporale e la levatrice che assiste la madre, scherzando, dirà che il bambino non può che essere il figlio della tempesta. Non poteva certo immaginare quanto sarebbe stata fondata la sua profezia. Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce che disturbavano la mia visione degli oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro. Stiamo per scoprire le ultime incredibili verità sul mistero di Nikola Tesla, ma non solo. Sveleremo gli inquietanti retroscena della più grande strage ferroviaria italiana. Studieremo i simboli esoterici che sembrano essere collegati alla mappa della capitale del potere mondiale, Washington DC. Sì, ma dopo la pubblicità. Nikola Tesla nasce fra il 9 e il 10 luglio del 1856 a Smiljan, vicino Gospić, nell'attuale Croazia. All'esterno della piccola casa di campagna infuria un violento temporale e la levatrice che assiste la madre, scherzando, dirà che il bambino non può che essere il figlio della tempesta. Non poteva certo immaginare quanto sarebbe stata fondata la sua profezia. Ogni visione, ogni progetto che ho realizzato è stato preceduto da forti bagliori di luce che disturbavano la mia visione degli oggetti reali e creavano confusione nei miei pensieri e nelle mie azioni. Poi tutto si faceva chiaro. Il primo grande mistero della vita di Nikola Tesla è la stessa struttura della sua mente. Infatti, molti che lo hanno conosciuto raccontano della sua fervida immaginazione, un'immaginazione tecnica che gli permetteva di realizzare solo nella sua mente dei progetti già completi, definiti e funzionanti. La realizzazione pratica era poi solo un particolare. È assolutamente uguale per me, sia che faccia girare la mia turbina nel pensiero, sia che la provi nel mio laboratorio. Riesco a vedere se è bilanciata o meno. Non c'è differenza alcuna. I risultati sono gli stessi. A Tesla, come agli altri bambini, sarebbe piaciuto volare. L'antico sogno di Icaro e Dedalo, che però lui tentò di realizzare con un vecchio ombrello. Saltò dal tetto della casa dei suoi genitori e ovviamente finì rovinosamente a terra. Molti anni dopo però progettò il primo aereo a decollo verticale. Più tardi l'industria militare europea realizzò un aereo del genere, ma molti non sanno che il progetto era proprio di Tesla. Sui laghi di Plitvice e sui fiumi che scorrevano nel suo paese, il piccolo Tesla costruiva per gioco piccole turbine di legno. Chissà se immaginava che più in là negli anni le avrebbe costruite molto più grandi per la famosa e gigantesca idroturbina delle cascate del Niagara. Prve hidrocentrale u svetu na Nijagari. Questo era il giovane Tesla, entusiasta, instancabile, visionario e contemporaneamente geniale. Un destino già scritto, il destino di un genio. Tesla si diploma in soli 3 anni e in brevissimo tempo acquisisce tutte le conoscenze scientifiche che gli permettono di padroneggiare tranquillamente sia le materie tecniche sia la matematica. Conosceva 9 lingue, conosceva la filosofia, si interessava di poesia e conosceva a memoria molti classici, tra cui Shakespeare, Voltaire e Goethe.
Le capacità di Tesla fanno presto ad affermarsi in diverse parti d'Europa. Si rende conto però che l'Europa è troppo piccola per lui e appena 28enne decide di lasciarsi alle spalle la Jugoslavia. Il nostro Tesla arriva negli Stati Uniti. Ha con sé soltanto un libro di poesie, 5 centesimi in tasca, un piccolo quaderno con degli appunti per realizzare una macchina volante di sua invenzione e una lettera di presentazione per Thomas Edison. Signor Edison, vi mando un uomo straordinario. Ne conosco solo 2 che sono capaci di realizzare cose straordinarie nel settore elettrotecnico. Uno è lei e l'altro è l'uomo che ha davanti. To ste vi I to je čovjek koji stoji ispred vas. Tesla ed Edison, 2 grandi scienziati. Il loro è un feeling immediato, ma la loro collaborazione durerà soltanto qualche mese. Perché? È il 1884 e Thomas Alva Edison è già un famoso inventore e soprattutto uno scaltro imprenditore di se stesso. Nel novembre del 1877 aveva mostrato ai suoi collaboratori un marchingegno straordinario capace di registrare una voce e di riprodurla, il fonografo. Questa strabiliante invenzione gli aveva dato finalmente il successo e la notorietà che aveva inseguito da sempre. Nel 1878 poi aveva inventato una lampadina a bulbo incandescente e nel 1882, 2 anni prima di incontrare Tesla, aveva acceso il primo sistema di distribuzione di corrente elettrica, ovviamente continua, del mondo. Tra le tante idee, Tesla propose ad Edison di sostituire il sistema di distribuzione di energia elettrica continua con la corrente alternata di sua invenzione, di gran lunga più efficiente. Ma Edison aveva un forte seguito nel mondo scientifico e soprattutto in quello finanziario. I magnati dell'epoca avevano già investito parecchio nella tecnologia della corrente continua, tanto che, se avessero dato retta alle idee rivoluzionarie di Tesla, avrebbero dovuto ricostruire da capo tutti gli impianti di produzione e trasporto energetico. Poznato je da je Sappiamo con certezza che il grande industriale George Westinghouse era molto convinto della validità delle idee di Tesla e per questo fu un suo grande finanziatore. Chiese a Tesla di stipulare un contratto. Lui avrebbe prodotto le nuove centrali con i brevetti di Tesla e in cambio la sua offerta per Nikola consisteva in $1 per ogni forza cavallo che si sarebbe prodotta con i nuovi motori a corrente alternata. Quando Edison si rende conto che il suo sistema in corrente continua non può competere dal punto di vista dell'efficienza con quello della tensione alternata di Tesla, che inizia, pur di difendere i suoi interessi economici, una campagna denigratoria contro la corrente alternata. Edison fa stampare e distribuire volantini sulla pericolosità della corrente alternata e chiede allo Stato di New York di fare una legge contro il suo utilizzo domestico. Oggi potremmo chiamarla guerra mediatica ed Edison non risparmiò a Tesla nessun colpo basso. Ma non si ferma a questo. Edison, attraverso l'uccisione di animali, vuole introdurre l'idea che la tensione alternata è qualcosa di molto pericoloso, che va rifiutata, che va rigettata. Una vera e propria campagna di disinformazione. Le immagini che stiamo per vedere arrivano da un periodo, da un tempo nel quale la sensibilità nei confronti degli animali era molto diversa da quella attuale. Stiamo per vedere delle immagini crude, delle immagini di un'esecuzione organizzata dallo stesso Edison. Era il 1903, si sta per togliere la vita ad un'elefantessa, si chiamava Topsy. Dopo essersi esibita per anni, era diventata un animale irrequieto e difficile da gestire. Dopo aver ucciso un guardiano, il circo di Coney Island decide di abbatterla ed Edison non si fa scappare l'occasione. Quale miglior modo di dimostrare le orribili conseguenze della corrente alternata che quello di arrostire pubblicamente 3 tonnellate di elefante?
È il 4 gennaio del 1903 e Topsy viene condotta sopra una piattaforma speciale. Le viene collegato un generatore di corrente da 6600 volt alle zampe e mentre il pubblico presente rabbrividisce, la macchina da presa comincia a girare. Edison sosteneva che l'unica applicazione logica per la corrente alternata era quella di servirsene per uccidere gli animali e condannati alla pena capitale con la sedia elettrica. Di fatto, nonostante gli sforzi di Edison, la superiorità della corrente alternata risulterà oggettiva. Nel 1893 l'azienda di Westinghouse firmerà un contratto per la fornitura di corrente alternata per illuminare l'esposizione colombiana mondiale di Chicago. Ma soprattutto vincerà la guerra con Edison per l'installazione della prima grande centrale idroelettrica delle cascate del Niagara. Una centrale a corrente alternata che avrebbe prodotto energia elettrica per Buffalo e New York a ben 40 km di distanza. Per la costruzione della prima grande centrale idroelettrica, quella delle cascate del Niagara, furono usati 13 brevetti, di cui 9 erano di Tesla. Questi brevetti permettevano la produzione, il trasferimento e la distribuzione dell'energia elettrica. Esperimento dopo esperimento, Nikola conquista una comprensione sempre maggiore della trasmissione dell'energia elettromagnetica senza fili e costruisce il primo trasmettitore radio del mondo. Ma i suoi obiettivi sono ben altri e non si accorge dell'importanza delle sue scoperte. Ma cosa stava inseguendo Nikola Tesla? Lo sviluppo progressivo dell'uomo è legato direttamente alle invenzioni, che sono il prodotto della mente creativa. Il suo scopo ultimo è il dominio completo della mente sul mondo materiale, l'imbrigliamento delle forze della natura per le necessità umane. Il disinteresse di Tesla, l'incapacità di arricchirsi, è sempre stata caratterizzata da profondi attacchi invidiosi e filistei. Non sorprende che, secondo appunto un archetipo cristiano, Tesla, proprio perché vuole donare molto al mondo, muore apparentemente solo e senza un soldo in una stanza d'albergo di New York. Diviene vittima di campagne denigratorie di ogni tipo, ma non tutti lo considerano un pazzo. L'italiano Guglielmo Marconi, ad esempio, è il primo a frequentare il laboratorio del geniale inventore slavo. Più volte Guglielmo Marconi andrà a fare visita a Tesla e questo è importante per due fattori. Il primo è che ci sono in gioco 2 premi Nobel e poi anche una sentenza della Corte Suprema, ma torneremo a parlarne tra poco. La vita di Tesla è stata costellata anche da rarissimi ma molto intensi momenti di gloria. Grazie alla costruzione di un incredibile modellino di sottomarino radiocomandato, Tesla cattura l'attenzione di uno dei più grandi magnati dell'epoca, J.P. Morgan. Nel film dedicato alla vita di Tesla, il suo ruolo sarà interpretato addirittura da una leggenda di Hollywood, Orson Welles in persona. Tesla, this little boat of yours, Adam's been telling me all the tricks it could do. The same thing will work on a bigger scale. You can actually move energy, electrical energy, from one place to another. You can take the power you harness from Niagara and move it to my steelworks in Pittsburgh without any wires at all. There is no limit to the possibilities. Everything, the human voice, pictures, they're all just electrical impulses. And what's this place where you want to go and work on it? Colorado Springs. Look, Tesla, you fix it so I can send words without wires from one city to another and over the ocean without a cable. Just give me that, and you can go to Colorado Springs or Timbuktu.
Il leggendario laboratorio di Colorado Springs inizia la sua attività il 17 maggio del 1899 e dura per circa 7 mesi. È difficile riassumere in poche e semplici parole quello che Tesla ha scoperto in quei 7 mesi di esperimenti sui monti Pikes Peak a Colorado Springs. Certo è che quello che stava cercando, il suo obiettivo principale, era quello di trasmettere l'energia elettrica senza dover usare alcun tipo di cavo. Fino ad oggi la scienza ufficiale non è riuscita ancora a comprendere come Tesla abbia potuto realizzare tutto ciò. All'interno del suo laboratorio di Colorado Springs riuscì a creare fulmini artificiali con scariche di milioni di volt, lunghe fino a 40 metri. E attorno al laboratorio cominciarono a notarsi strani fenomeni. Perfino oggi, a distanza di oltre un secolo, le carte di intensità magnetica mostrano il terreno attorno al laboratorio con un campo magnetico più intenso dell'area circostante. Durante uno degli esperimenti, però, il generatore di corrente della El Paso Power Company andò in tilt, mandando in blackout l'intera città di Colorado. Tesla ci mette pochi giorni a riparare il danno, ma ormai la città lo odia. Gli tolgono la possibilità di riallacciarsi alla corrente comunale e il 7 gennaio del 1900 cominciano a smantellare il suo laboratorio e con esso centinaia di invenzioni. Sembra la fine per Nikola Tesla, ma non è così. Nel giugno del 1902, dopo aver ottenuto $150.000 da JP Morgan, Tesla apre un altro laboratorio, la torre Wardenclyffe, situata a Long Island, nei pressi di New York, e dà nuovamente inizio ai suoi esperimenti. Ma un altro immenso ostacolo sta per porsi tra lui e le sue ricerche. Tunguska. Alle 7:14 del 30 giugno 1908, una devastante esplosione nelle vicinanze del fiume Podkamennai a Tunguska abbatte 60 milioni di alberi in un'area di 2150 km², e il rumore dell'esplosione viene udito a 1000 km di distanza. Alcuni testimoni che si trovavano a 500 km dal punto d'impatto dicono di aver visto una nube di fumo all'orizzonte. Si pensa subito ad un meteorite, ma non c'è traccia di cratere d'impatto, né di elementi riconducibili ad un corpo extraterrestre. Secondo alcuni studiosi di Tesla, il disastro che avvenne in quella località della Siberia è da attribuire al fatto che le apparecchiature di Tesla generarono dei campi elettromagnetici così intensi da determinare delle spaventose tempeste proprio in quella località. Probabilmente tutto ciò era e rimane una congettura. Ed il complotto, che avrebbe prima diffamato e poi gettato Tesla nell'oblio, era soltanto all'inizio. L'episodio più tragico della vita di Tesla, quello che ha segnato il suo destino, è quando JP Morgan ha smesso definitivamente di finanziare i suoi progetti. Ufficialmente tutto ciò accadde perché lo scienziato italiano Guglielmo Marconi era riuscito a effettuare la trasmissione radio attraverso l'Atlantico prima di Tesla. In quell'occasione JP Morgan disse a Nikola: era questo quello che volevo che tu realizzassi e non quello che stai cercando di realizzare e che probabilmente riuscirai a mettere in pratica chissà quando. Commodore, we send energy, all energy to the outer shell of the Earth, the ionosphere. Energy from the sea, the wind, energy from the sun. We no longer need to burn or destroy anything.
We simply take what already exists and put it to our use in unlimited quantities. Mi hanno dichiarato pazzo nel 1896, quando ho annunciato la scoperta dei raggi cosmici. Ripetutamente si sono presi gioco di me e poi, anni dopo, hanno potuto verificare che avevo ragione. Ora presumo che la storia si ripeterà al momento in cui affermerò di aver scoperto una fonte di energia finora sconosciuta, un'energia senza limiti che può essere incanalata. Just supposing he isn't crazy. That man could turn the world upside down and stand it on its head. Yes, I do believe he could. It's a wonderful prospect. Wonderful? Listen, if that lunatic can really do what he says he can do, have you any idea what's going to happen? No, sir. One source of energy, that's what's going to happen, just one. So anybody at all. Just stick an antenna up in his backyard and hook into it, and we won't have anything left to sell but antennas. We'll be producing the power, and anyone who feels like it can milk our cow for free. Well, no thank you, Mr. Tesla. I'm not contributing to that charity. Write him a letter, Adams. Have it ready for me to sign in the morning. Yes, Commodore. What shall I tell him? Tell him goodbye. Negli anni successivi, comunque, ci furono numerose dispute, sia scientifiche che legali, per stabilire chi doveva essere considerato realmente il primo inventore della radio. Tesla ebbe il suo riconoscimento solo dopo la sua morte. La Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò nel settembre del 1943, pochi mesi dopo la morte di Tesla, che il brevetto per la trasmissione radio non doveva essere riconosciuto a Marconi, bensì a Tesla. Per la storia che conosciamo, questa è una notizia difficile da digerire. Fatto è che la Corte Suprema decide in maniera insindacabile che Tesla fu l'inventore della radio. Nel 1915 si decide, per un altro motivo, di dargli il premio Nobel, ma lui rifiuta. Perché? Per due motivi. Il primo è perché doveva condividere questo premio con l'odiatissimo Edison. Il secondo è che nel 1909 lo stesso premio, proprio per l'invenzione della radio, era stato dato a Marconi, e questa cosa lui non la digerì mai. Nel 1917 Tesla viene abbandonato definitivamente dai finanziatori e Wondercliff viene rasa al suolo. Da questo momento in poi, sia le sue disponibilità economiche che la sua stessa credibilità si avviano verso un declino senza ritorno. Povero e solo, grazie ad una piccola pensione che gli concede il governo jugoslavo, passa gli ultimi anni della sua vita da un albergo all'altro, nutrendo piccioni e riempiendo i suoi taccuini di appunti. Taccuini che alla sua morte vengono sequestrati dall'FBI assieme a tutto il resto. 2 camion pieni di macchinari e schedari. Cosa c'era negli appunti dei suoi esperimenti di tanto pericoloso da essere dichiarato top secret? Secondo numerosi articoli di giornali dell'epoca, sappiamo che Tesla offrì agli inglesi, ai russi e ai canadesi un particolare progetto. Un macchinario straordinario che avrebbe rappresentato una perfetta soluzione di difesa nei confronti dell'imminente minaccia nazista. Si trattava del raggio della morte, ovvero un meccanismo capace di distruggere, prima che toccasse terra, qualsiasi proiettile, bomba o missile che fosse. A qualcosa del genere probabilmente lavorò anche Guglielmo Marconi per Mussolini. Ne fu testimone diretta Rachele Mussolini, che nel suo libro Mussolini privato racconta di uno strano esperimento in un giorno di fine giugno del 1936 sulla via Ostiense a Roma. Quel giorno si fermarono contemporaneamente tutti i motori delle automobili, per poi ripartire dopo mezz'ora tutti insieme. È un raggio di energia così tremendo
che riesce a bloccare gli aeroplani nemici ad una distanza di 200 miglia dal confine della nazione attaccata. Il 5 gennaio 1943, Nikola Tesla contatta il Dipartimento di Guerra americano e propone la sua arma segreta. 3 giorni dopo viene trovato morto nella sua camera d'albergo. Ma è possibile che il progetto per il raggio della morte sia esistito veramente. Però qui al Tesla Museum, dove si trovano tutti i suoi documenti originali, non c'è. Certo, è anche possibile che l'FBI, dopo la sua morte, e dopo aver controllato i suoi documenti, ne abbia tenuti alcuni per sé. Ma in questo caso noi non potremo mai saperlo, almeno fino a quando l'FBI non deciderà di renderli pubblici. Il progetto per il raggio della morte, il mitico raggio della morte, oppure l'energia libera e gratuita per tutti. Cosa c'era realmente nei documenti sequestrati dall'FBI a Tesla proprio nel giorno della sua morte? Thomas Berden, fisico matematico e ingegnere nucleare statunitense, è probabilmente il più famoso e impegnato seguace contemporaneo di Nikola Tesla. Lo stesso Berden è convinto che i documenti requisiti a Tesla dopo la sua morte hanno ispirato alcune ricerche del sofisticato progetto americano HARP. The High Frequency Active Auroral Research Program ha sede a Gacona, Alaska, ed esiste dal 1992. Fa parte dei nuovi armamenti a tecnologia avanzata sotto il controllo dell'Iniziativa di Difesa Strategica degli Stati Uniti. Il sistema nascerebbe dall'utilizzo di un impiego militare della tecnologia di Tesla non per scopi di studio scientifico, ma per letteralmente bucare la ionosfera e produrre cambiamenti climatici come elemento deterrente in modo da colpire le risorse delle popolazioni e delle nazioni considerate ostili. Ma da dove viene il progetto HARP in realtà? Secondo una serie di studiosi di Tesla, nasce da un progetto che Tesla mise a punto nel 1937 e che non fu mai pubblicato quando Tesla era in vita. Questo progetto, che aveva scopi chiaramente difensivi, si è potuto conoscere soltanto nel 1984, quando alcuni ricercatori sono riusciti a ritrovare questi documenti e a renderli noti. Nel 2002 ben 200 deputati della Duma hanno firmato un appello indirizzato all'ONU per chiedere la messa al bando degli esperimenti elettromagnetici dell'HARP, ritenuti un'arma micidiale in grado di influenzare gli elementi naturali con le onde ad alta frequenza. Ma il progetto è tuttora in opera. Ufficialmente nessuno sa se l'FBI sia ancora in possesso di qualche documento di Nikola. E il dubbio che Tesla avesse scoperto ben più di quello che sappiamo sembra essere lecito. Tra le varie teorie che cercano di spiegare il mistero che avvolge la vita di Tesla, vengono identificati 3 possibili motivi per la secretazione delle sue ricerche. Il primo è che alcune intuizioni di Nikola Tesla avrebbero ispirato esperimenti tuttora in corso, come quello del progetto HARP per il controllo del clima a distanza. Il secondo riguarda il leggendario raggio della morte, un'arma che, se fosse reale, avrebbe una potenza maggiore di quella nucleare. Il terzo è che se il sogno di Tesla di una energia libera, rinnovabile e gratuita fosse realmente realizzabile, gli attuali equilibri economici mondiali verrebbero sovvertiti in un solo istante e con essi, probabilmente, l'intero destino dell'umanità. Qualunque essa sia, la verità sulla vita e le scoperte di Tesla rimane racchiusa nei file top secret dell'FBI.
ma parliamo del suo ultimo viaggio. Intanto non si trattò di un saluto normale, furono funerali di Stato e parteciparono grandi personalità. Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti, poi la moglie del presidente, la signora Roosevelt, e numerosi premi Nobel. Le sue ceneri furono sigillate all'interno di una sfera d'oro e con loro probabilmente i segreti di una vita ai confini del genio. L'umanità ha avuto la possibilità di cambiare la sua sorte, ma l'ha rifiutata. Ed io sto ancora aspettando. Chissà, forse Nikola Tesla è realmente il precursore delle più grandi scoperte del XX secolo e dell'era moderna.